Buongiorno, benvenuti a TG Sicilia, le principali notizie. Truffa dell'acqua alle Eolie, 44 indagati. Per la Procura di Barcellona, una società di Napoli dichiarava di rifornire le Lipari con più acqua potabile del vero. Fra gli indagati l'ex sindaco Giorgiani e il capo della protezione civile Cocina, €500.000 i profitti indebiti. Scattato il piano del Comune di Catania per il 2 novembre, al cimitero interventi straordinari di manutenzione, ma ci sono pure balordi che profanano le tombe. In vigore in città il piano viabilità, potenziate le corse a MTS. Arriva anche la notte di Halloween, la notte delle streghe e delle zucche, una festa tipica dei paesi anglosassoni, sempre più popolare tra bambini e ragazzi pure in Italia, ma non a tutti piace. Oggi gran parte della Sicilia senza sole, ma le nuvole non portano via il caldo. Nei prossimi giorni potrebbe pure arrivare il maltempo, ma l'estate non è finita. Le due facce di TikTok, il social dei giovani, dà voce alla richiesta di aiuto di una ragazza di Modica per salvare la madre minacciata dall'ex, ma anche ai video della figlia di un boss catanese. Di nuovo allarme sicurezza a Palermo e provincia. A Mondello un trentenne selvaggiamente picchiato perché aveva rimproverato i ragazzi che disturbavano i passanti. Calcio, domani il recupero tra Brindisi e Catania. Sulla panchina rossazzurra ci sarà ancora Tabiani, cui la società ha dato una fiducia a termine. Bentrovati, truffa dell'acqua alle Eolie. Per la Procura di Barcellona, una società di navi cisterne di Napoli per 6 anni ha dichiarato di rifornire gli acquedotti delle Eolie con più acqua potabile del vero. 44 gli indagati, fra i quali l'ex sindaco di Lipari Giorgiani e il capo della protezione civile in Sicilia Cocina. €500.000 i profitti indebiti ai danni del Ministero della Difesa. Francesco Triolo. Per 6 anni la società armatrice che riforniva di acqua potabile 6 delle 7 isole Eolie avrebbe fatto figurare sulla carta quantitativi maggiori di rifornimenti rispetto a quelli realmente forniti. Così la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un'inchiesta ipotizzando i reati di frode in contratti e truffa aggravata ai danni dello Stato per gli anni dal 2016 al 2021. Nel fascicolo risulterebbero indagate 44 persone, tra cui il capo della protezione civile regionale Salvo Cocina, l'ex sindaco e l'ex vice sindaco di Lipari Marco Giorgiani Gaetano Orto e la società Marnavi SPA di Napoli come persona giuridica, oltre ad un gruppo di napoletani collegati con la società armatrice ed un altro palermitano. Della fornitura di acqua con le navi cisterna si era già occupata anche la Corte dei Conti, che nel luglio del 2022 aveva assolto Giorgiani, Orto e alcuni dipendenti del comune dall'ipotesi di reato di danno erariale. Della vicenda si era già occupata la Corte dei Conti di Palermo, dove unitamente all'ex sindaco Marco Giorgiani e al dirigente Mirko Ficarra sono stato assolto sia in primo grado che in secondo grado. Ho piena fiducia nell'operato della magistratura, con la quale ho sempre collaborato con lealtà, e anche in questa circostanza avrò modo di dimostrare la mia estraneità ai fatti in contestazione. Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta del Sud, il Ministero della Difesa pagava quantitativi d'acqua più elevati rispetto a quelli effettivamente consegnati alle isole, con un costo superiore quantificato in poco più di €555.000 per forniture che in realtà non sarebbero mai avvenute o sarebbero state eseguite in quantità minore. E questo, sempre secondo la tesi della Procura diretta da Giuseppe Verzera, con la complicità di amministratori locali, dirigenti e funzionari comunali e regionali e con la compiacenza di ditte locali. L'inchiesta avrebbe consentito di accertare che la società armatrice Marnavi SPA con artifici e raggiri avrebbe fatto apparire nella certificazione consegne ideologicamente false riportanti orari di inizio e fine di operazioni di scarico diversi al vero, quantitativi d'acqua scaricati non compatibili e forniture in realtà non avvenute. L'attestazione fasulla avrebbe indotto in errore sia il comune di Lipari che il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.
A Catania è scattato il piano straordinario del comune per la commemorazione dei defunti. Il cimitero di via Acquicella, sottoposto a interventi straordinari di manutenzione, da un lato il decoro, dall'altro la follia di balordi che profanano le tombe. Tonino De Mana. Navette potenziate, un accurato piano di viabilità, acqua nelle principali fontane, pulizia straordinaria dei vialetti e rimozione delle erbacce, con particolare attenzione all'ingresso dei 3 cancelli dove sventolano anche 2 bandiere nuove. Il cimitero di Catania è ora più accogliente dopo un vero e proprio tour de force dell'amministrazione comunale, strigliata anche da un nostro servizio denuncia che aveva indotto il sindaco Trantino a chiedere scusa ai catanesi. Anni di abbandono e di approssimativi interventi di manutenzione non potevano certo essere risolti in poco tempo, come conferma l'assessore ai servizi cimiteriali Giovanni Petralia, che ha ereditato un camposanto in condizioni disastrose. Lavori intensi di cura del verde, di manutenzione delle strade, di pulizia anche delle caditoie sia all'interno che all'esterno del cimitero e interventi continui che riguardano il sistema idrico, che purtroppo presentava numerose lacune e problematiche. E mentre gli addetti alle manutenzioni lavoravano per riportare un po' di decoro, qualcuno profanava l'ennesima tomba. Noi siamo vicini alle famiglie, stiamo cercando di garantire in questi giorni un maggiore controllo grazie al supporto della Polizia Municipale, ma nei periodi successivi sarà necessaria una vigilanza più attenta, dei sistemi di videosorveglianza efficaci e specialmente quello che è il controllo adeguato di accessi e uscite. Da oggi e fino al 2 novembre niente ingresso al cimitero con auto private, mentre domani e giovedì sono sospese le tumulazioni. Da quest'anno un'app consentirà di individuare i 25 bagni chimici aggiuntivi e diverse auto elettriche sono a disposizione dei soggetti non deambulanti. Rafforzati i servizi AMTS con 7 vetture che fanno la spola dal parcheggio del Divino Amore all'area cimiteriale. Potenziate anche le corse per raggiungere via Acquicella con partenze da Piazzale Sanzio, Canizzaro e stazione ferroviaria. Arriva anche la notte di Halloween, tante le feste, la maggior parte in casa. Questa è una ricorrenza tipica dei paesi anglosassoni che però è diventata sempre più popolare anche tra i bambini e i ragazzi in Italia. E stanotte è la notte delle streghe, la notte delle zucche, ma questa festa non piace a tutti. Francesco Aloi. Che ci fate qui fuori? È Halloween, abbiamo fatto dolcetto scherzetto, abbiamo Non un sacco dovreste di stare in dolci. giro, non è sicuro. Vuoi uccidermi? Non oggi, Satana. Halloween è arrivato, una festa popolare soprattutto nei paesi anglosassoni che si diffonde sempre più anche in Italia. Secondo Confesercenti riguarda 6 famiglie su 10. Non è una festività nostrana, però comunque è molto diffusa tra i giovani, quindi si festeggia. Ci organizzeremo all'ultimo. Cosa pensate di fare? Non lo so, probabilmente stiamo insieme, però non sappiamo esattamente dove andiamo. Maratona di film Halloween. Film di che genere? Horror? No, non proprio in realtà, tipo A Nightmare Before Christmas oppure La sposa cadavere. Non tutti però condividono questa ricorrenza, da molti definita commerciale. Per me non è una festa, fanno le bruttissime cose, non mi piace, con tutte le belle cose che ci sono. Nonostante favorevoli e contrari, sono tantissimi i bambini che aspettano questo giorno per ricevere dolcetti oppure fare qualche scherzetto. Cosa farete? Vi travestirete? Sì. Da chi? Del diavolo. E tu? Di Halloween. Hanno avuto il pensiero di alzarsi presto per andare a comprare dolciumi. Il buio, la paura, le zucche sono i simboli di Halloween. Non possono mancare le maschere obbligatoriamente horror. Fare paura è il must di questa ricorrenza. E il terrore dovrebbe divertire. Quando ci nascondiamo dietro le maschere e fingiamo di non essere ciò che siamo. Quella del grande Michael Jackson è una delle canzoni che molti ascoltano in questo giorno. Il ballo tipico naturalmente non può mancare. Stasera alla vostra porta potrebbe bussare qualcuno. Se ancora non lo avete fatto, quindi acquistate dolcetti. È l'unica alternativa se volete evitare lo scherzetto.
Vediamo che tempo fa, al nord temporali, al sud è bello, oggi però gran parte della Sicilia si è svegliata senza sole, ma le nuvole non portano via il caldo, nei prossimi giorni potrebbe anche arrivare il maltempo vero e proprio, ma l'estate in ogni caso non è finita. Francesco Aloi. Da Palermo a Catania, passando per Siracusa, oggi la Sicilia non è baciata dal sole. Le nuvole però non fanno scendere le temperature, che nelle città costiere sfiorano i 30 gradi. Nuvole a parte, questo ponte di Ognissanti è quasi estivo, con qualcuno che addirittura ha deciso di andare al mare. Almeno durante il giorno i giubbotti ancora non servono. E se i turisti che affollano le strade delle nostre città sono in canottiera, anche i siciliani indossano un abbigliamento tutt'altro che autunnale. Ancora fa caldo, infatti io praticamente sto incominciando a sudare da questo momento, perché poco fa mi sono fatta la doccia, ora di nuovo sono in umido. Quindi nonostante le nuvole il caldo resta? Certamente, è così, anzi forse con le nuvole fa più caldo ancora. Penso verso fine novembre cambierà il tempo. Ma attenzione, perché nelle prossime ore potrebbero arrivare le prime piogge. Quelle perturbazioni atlantiche scendono un po' di latitudine, quindi giornata che specie tra pomeriggio e sera in Sicilia vedrà un aumento della nuvolosità, anche l'arrivo di qualche piovasco e un leggero calo delle temperature, ma nel complesso per ora il maltempo rimane ben lontano. Al nord i bollettini parlano di allerta con temporali che stanno mettendo in ginocchio diverse città. Al sud, invece, tolta qualche parentesi di nuvole e pioggia, l'estate sembra non finire mai, anche in questo ponte. Ed eccoci alle due facce di TikTok, il social dei giovani, dà voce alla richiesta di aiuto di una 17enne di Modica per salvare la madre minacciata dall'ex, ma anche ai video della figlia di un boss catanese chiamata a sponsorizzare la Fiera dei Morti di Paternò. Eva Spampinato. Perché sto facendo questo video? Per fare in modo che prima che accada un altro femminicidio, perché in Italia fin quando non vedono una morte, una prova, non fanno niente. Dall'accorato appello perché la madre minacciata dall'ex non venga uccisa, alla social imbonitrice del quartiere che sponsorizza giocattoli e invita ad andare alla Fiera dei Morti di Paternò, nel catanese. Eccole le due anime diametralmente opposte di TikTok, il social più utilizzato dai giovanissimi, capace di accendere i riflettori su un fenomeno drammatico come le violenze di genere, ma anche di dare voce e spazio alla figlia del boss che diventa influencer. Con 20 euro e 10 il mio nome, per Femminuccio avrai questo in omaggio. Lei è Lidia Arena, 37 anni, figlia del boss catanese Giovanni Arena, condannato a 2 ergastoli e rinchiuso al 41 bis nel carcere dell'Aquila. Mi sarei fatta l'ergastolo per nascondere mio padre. È al centro di una polemica perché è stata invitata, insieme ad altri tiktoker catanesi, come ospite alla Fiera di Paternò, finendo pure sul manifesto, lo vedete, con tanto di loghi istituzionali. Ragazzi, ci troviamo alla Fiera dei Morti di Paternò. L'amministrazione paternese si difende, non li abbiamo invitati noi, l'evento è stato organizzato da un'associazione esterna al comune. Intanto diventa virale il video di Irene, 17enne di Modica, che trova il coraggio di denunciare quanto accaduto alla madre e chiede aiuto. La mia vita è cambiata, scrive, ho paura d'uscire, mi sento osservata. Il 13 dicembre del 2022 mia madre è stata aggredita dal suo compagno, che non è mio padre, è un'altra persona. È stata aggredita fisicamente in un bar e nonostante abbiamo esposto denunce, nonostante siamo entrate in codice rosso, non hanno fatto niente. La ragazza continua nell'elenco dei fatti accaduti, prima il tentativo di entrare in casa, le minacce per ritirare la denuncia, l'auto vandalizzata ed infine bruciata. Lei è Irene e vuole solo vivere la sua vita intera al fianco della madre. L'allarme viene da Modica. Di nuovo anche a Palermo c'è allarme sicurezza sia nella città, nel capoluogo, che in provincia. A Mondello in particolare un trentenne è stato selvaggiamente picchiato perché aveva rimproverato alcuni ragazzi che disturbavano i passanti. Marco Gullà.
Ancora aggressioni per futili motivi a Palermo e allarme sicurezza. L'ultimo episodio di violenza risale a qualche giorno fa. Lo scenario è quello di Mondello, corso principale. 2 giovani disturbano i passanti e vengono rimproverati da un trentenne. I 2 giovanissimi hanno fatto finta di andare via, ma sono tornati con altri amici e lo hanno picchiato e ferito con un coltello. Un'aggressione assolutamente brutale. Ed è in questa strada abbastanza trafficata, soprattutto la sera, che il giovane è stato accerchiato e picchiato da questa banda di balordi che avevano appunto subito un rimprovero qualche minuto prima. All'arrivo delle volanti, il gruppetto di giovani, circa 10 persone di età compresa tra i 20 e i 25 anni, è fuggito a gambe levate. I poliziotti hanno quindi chiesto l'ausilio di altre pattuglie e si sono fermati a soccorrere il trentenne, che aveva il volto tumefatto e perdeva sangue da varie ferite. Quanto accaduto a Mondello sicuramente preoccupa non solo i residenti, i commercianti, ma anche noi amministrazione, perché abbiamo visto qualche mese fa episodi e risse a sferacavallo. Oggi addirittura si è arrivati al punto di vedere accoltellato una persona che alla fine non ha fatto altro che dimostrare di essere persona civile e per bene. Sicuramente bisogna sapere dove andare e a che ora andare, come visitare la zona. Sicuramente i luoghi in cui c'è caos bisogna stare sempre attenti, luoghi di massa, bisogna stare attenti soprattutto per chi è che non è della città, anche a come vestirsi, a come esporsi al pubblico, perché può essere più preda di aggressori. Aggressori anche a Bagheria nel palermitano. Pare che alla base della rissa ci sia una precedenza non rispettata, un colpo di clacson. L'uomo si trovava in auto, come vediamo, con la moglie ed è stato aggredito violentemente con pugni al volto, colpevole di avere suonato il clacson, sollecitando il rispetto di una precedenza. Potrebbe essere il 6° cadavere di uno dei migranti morti a Marinella di Selinunte. Il corpo senza vita ritrovato oggi sulla spiaggia della frazione di Triscina a Castelvetrano. Le forti correnti potrebbero avere trascinato il cadavere a chilometri di distanza dai primi ritrovamenti. Avrebbero preteso soldi dalle ditte subappaltatrici nei lavori di restyling della stazione marittima al porto di Palermo. Con l'accusa di corruzione, i finanzieri del capoluogo hanno arrestato, ponendoli ai domiciliari, il direttore tecnico e il direttore di cantiere della società di Roma che si è aggiudicata l'appalto per realizzare a Palermo appunto il nuovo terminal per le navi da crociera. Effettuato un sequestro preventivo per 80.000 euro. Per colpa di qualche imprenditore oleario disonesto, il fiume Naro ad Agrigento è diventato scuro per la presenza di acque reflue, cioè derivanti dalla lavorazione dell'olio d'oliva. La denuncia parte dall'associazione Mare Amico, che ha scattato foto e diffuso immagini di questo scempio avvenuto nonostante gli intensi controlli dei carabinieri che negli anni scorsi hanno colpito duramente alcuni imprenditori. Il fiume Naro attraversa le campagne di Canicattì, Naro appunto, Camastra e Favara, e sono tutte zone ricche di frantoi e quindi rende difficoltosi i controlli. La nuova stagione del Teatro Brancati di Catania, con la direzione artistica di Tuccio Musumeci, parte domani con Liolà di Pirandello nell'adattamento di Moni Ovadia e con protagonista Mario Incudine. Al microfono di Eva Spampinato, Incudine assicura: il mio Liolà è un tripudio di passione. Si mai si incarnano di sto viso. Le scanzonate vicende del Liolà di Pirandello diventano una vera e propria opera musicale nell'adattamento di Moni Ovadia, Mario Incudine e Paride Benassai, e domani inaugureranno la stagione del Teatro Brancati di Catania con la direzione artistica di Tuccio Musumeci. Liolà rappresenta la vita, il canto, la poesia, il futile ancorché necessario piacere, e l'amore e la morte, il sole e la luna, il canto e il silenzio, come racconta il suo protagonista. Liolà è un tripudio di bellezza, di vita, di passione, di energia, di canto, di poesia. Ecco chi è il mio Liolà. Il mio Liolà è un personaggio a metà tra il Don Giovanni di Mozart e il Dioniso della mitologia. E in questa nostra versione, firmata insieme a Moni Ovadia e a Paride Benassai,
abbiamo voluto mettere al centro alcuni degli elementi fondamentali della poetica pirandelliana. La storia di Liolà parte da un capitolo del Fu Mattia Pascal. Sul palco, oltre ad Incudine e Benassai, anche Rory Quattrocchi, Olivia Spigarelli, Angelo Tosto e un vasto cast di attori e musici. Possono chiamare figli solo chi che ha saputo portare alla fontana di Lusciumi Chiaro. I bambini in scena non ci sono rappresentati da fantocci, perché in realtà dei figli in questa vicenda non importa niente a nessuno. I figli sono solo il pretesto per mettersi l'uno contro l'altro. Ed è per questo che Liolà oggi diventa ancora di più una favola attuale, perché l'egoismo, il proprio tornaconto, il pensare solo a se stessi, alle proprie ragioni, l'arrivismo è al centro della nostra società. Domani la prima al Teatro Brancati di Catania. Facciamo una breve pausa, tra poco il calcio con le ultime di Brindisi Catania. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Si disputa domani pomeriggio il recupero della seconda giornata di campionato tra Brindisi e Catania, che non si era giocata per l'indisponibilità dello stadio Jacopone di Taranto. Sulla panchina rossazzurra ci sarà ancora Luca Tabiani, a cui la società ha dato una fiducia a termine. Francesco Triolo. 6 giorni, 2 partite per giocarsi panchina e futuro. Luca Tabiani resta in sella al Catania, cavallo imbizzarrito di questo campionato, che deve affrontare una doppia trasferta piena di insidie ed ostacoli. La dirigenza ha scelto quindi la via della pazienza, senza scelte affrettate, per capire anche la reazione del gruppo. Le parole di Vincenzo Grella oggi pomeriggio nell'appuntamento pre-gara con la stampa potranno servire a chiarire meglio la posizione della società. Tabiani non parlerà, né avrebbe parlato, così come da consuetudine quando la squadra gioca un turno infrasettimanale. E proprio sul recupero col Brindisi è concentrato il gruppo, che parte oggi alla volta della Puglia per poi fermarsi fuori Catania anche dopo la partita, così da preparare l'impegno di domenica a Potenza in zona, evitando 2 lunghi viaggi in più. I rossazzurri si troveranno di fronte a una squadra parecchio motivata. La sconfitta casalinga col Monopoli ha vanificato il successo di Messina e l'ipotesi che vogliano perdere 2 gare consecutive non è presa in considerazione nello spogliatoio pugliese. In panchina non ci sarà il tecnico Danucci, squalificato, ma sugli spalti del Fanuzzi dovrebbe esserci il tutto esaurito per i 4.600 posti disponibili. E tutti per il Brindisi, visto che la trasferta è stata vietata ai sostenitori rossazzurri. Questo quindi il clima che attende il Catania. Tabiani conta di recuperare qualcuno degli infortunati in extremis, magari partirà con la squadra in vista del doppio impegno, ma solo la lista dei convocati, che verrà diffusa nel pomeriggio, potrà sciogliere qualsiasi dubbio. Ci fermiamo qui, il CG Sicilia torna alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.